Dopo la prima edizione dello scorso anno del Summit del Mare Costa Veneta Green Lab, i 10 sindaci della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto sono pronti a sviluppare nuove iniziative per trasformare il litorale in un esempio virtuoso da seguire per le generazioni future. Il Summit è stato presentato questa mattina a Venezia con la partecipazione di 10 comuni costieri della regione. L'attenzione di quest'anno sarà incentrata sui temi dell'agricoltura, della pesca e del turismo. Nato l'anno scorso con l'obiettivo di guardare oltre i singoli territori, il Summit del Mare ha come obiettivo promuovere azioni concrete di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, che siano comuni a tutti, ha ricordato Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti e presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto. Durante la scorsa edizione, il Litorale Veneto, che ospita oltre 25 milioni di visitatori durante l'estate, un record per l'Europa, ha deciso di compiere un passo importante firmando la Carta della Sostenibilità, un patto trasversale e impegnativo che ci guida in questa direzione. Quest'anno il fulcro del summit sarà rappresentato dalle relazioni tra turismo, pesca e agricoltura e vedrà svilupparsi 10 progetti a cura delle amministrazioni locali coinvolte per raggiungere una sostenibilità duratura. I sindaci dei comuni del litorale si impegnano quindi a continuare il loro percorso per trasformare questa regione in un esempio di sostenibilità e benessere per le comunità locali e per i visitatori. Chioggia ospiterà l'evento conclusivo di questa seconda edizione. Nel frattempo, ciascun comune ha illustrato un progetto in linea con il tema principale di questa edizione del Summit e il comune di Chioggia, come ci informa l'assessore all'ambiente Serena De Perini, organizzerà una tavola rotonda che si terrà venerdì 30 giugno presso l'Auditorium San Nicolò, coinvolgendo le categorie impegnate nei 3 pilastri dell'economia del nostro territorio. Solo attraverso una rete di collaborazione tra settori fondamentali come la pesca, l'agricoltura e il turismo, con un'attenzione alla sostenibilità, potrà far sì che il nostro litorale si posizioni tra i più sostenibili d'Italia. Sarà proprio grazie alla sinergia dei 3 assessorati, pesca, turismo e agricoltura, che si potranno ottenere risultati apprezzabili focalizzando l'attenzione nella sostenibilità, ha ribadito il sindaco Armelao. In questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti.